partita a Tahiti, un pareggio che sa un po' di sconfitta perché Scandiano ha effettuato una buona prestazione, l'abbiamo detto, una delle migliori degli ultimi tempi, purtroppo però non è andata bene. Sì, ora come sconfitta sì, l'amaro in bocca perché comunque è arrivata poco dalla fine, abbiamo giocato molto bene, abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister. Dopo un periodo che rivenivamo da un'altra sconfitta, l'importante era mettere in pista una prova così, di carattere, di maturità, ce l'abbiamo fatta contro una squadra comunque esperta, ha giocatori che hanno militato per tanti anni in A1. Quindi sì, vabbè, comunque un punto e ora andiamo a Sarzana e quelli sono i 3 punti fondamentali per il proseguo della stagione. Sì, infatti si cerca di finire la griglia del playoff, intanto mancano le ultime 2 partite, l'abbiamo ricordato, e avevamo visto un primo tempo dove avete proprio imbrigliato il loro gioco, hanno fatto poche conclusioni, poi nel secondo tempo si è un po' più aperta la partita e sono stati determinanti anche gli episodi. Sì, diciamo che per me almeno 2 gol, a parer mio, se ne è parlato anche nello spogliatoio, erano irregolari, di cui l'ultimo dicesi che l'ho toccata con la spalla, ma non l'ho toccata, è entrata con palla alta sarebbe. Quindi anche questo è un altro amaro in bocca che ci lascia per queste decisioni, che il VAR sarebbe utile in queste situazioni. Però sì, il primo tempo abbiamo giocato molto bene, chiusi in difesa, si ripartiva in contropiede, comunque anche loro hanno un ottimo portiere e ho avuto la fortuna di giocarci insieme l'anno scorso, quindi so quanto vale. E il secondo tempo sì, è stata una partita più maschia, più contatti fisici, più tiri, più divertente, ecco. VAR che ha fatto già capolino nell'occhio e speriamo lo faccia poi in tutte le categorie. E adesso niente, concentrati, si va con questa grinta e anche con questo temperamento, perché la partita è stata molto buona per affrontare queste ultime partite e questo ultimo rush finale con i playoff. Sì, noi ora, come stiamo parlando da alcune settimane, il nostro obiettivo comunque è portare lo Scandiano in Serie A1. Quindi siamo tutti ragazzi che abbiamo di fronte una telecamera e non vogliamo fare figuracce di fronte a nessuno. Quindi noi metteremo in pista al 100% e cercheremo di portare a casa questi 6 punti rimasti per qualificarsi al meglio per i playoff e poi vediamo quello che sarà contro chi si andrà nei playoff. Grazie mille. Grazie a voi.